Siamo in compagnia del dottor Stefano Mondini, partner key client dell'account agenzia DNA Italia, Italian Consulting Group member. Dottor Mondini, domanda secca, non cattiva. Oggi comunicare è ancora un mestiere o è diventato un algoritmo? E dove resta lo spazio per l'intuito umano, per l'emozione, per riuscire ad entrare veramente in contatto con quelle che sono le richieste di imprese, di aziende, delle persone? Comunicare, per fortuna, è ancora il mestiere più bello del mondo. È vero che negli ultimi anni è molto cambiato, però il successo di DNA dimostra che con sane basi non è solo una lotta like, anzi. Quello a cui fa riferimento a lei probabilmente è legato ai mezzi che sono cambiati negli ultimi anni. Siamo passati dalla carta stampata all'intelligenza artificiale in meno di 10 anni, per cui è chiaro anche che il nostro lavoro si è dovuto adattare ai nuovi media. Il racconto e le basi sono però sempre quelle. Noi in DNA abbiamo un punto di riferimento che è il miglior conoscitore del prodotto è l'imprenditore che lo produce. A noi il compito di andare a raccontarlo, perché di solito l'imprenditore è il miglior conoscitore, ma è quello che lo comunica peggio. Grazie mille. Grazie a te.